Un patto di ferro pubblico-privato per rivitalizzare il centro storico delle città. Patto sottoscritto da Confesercenti e al momento da una cinquantina di comuni. Obiettivo: impegnare la Regione Veneto ad investire i circa 800 milioni di euro messi a disposizione dalla Comunità Economica Europea, proprio per riqualificare e rivitalizzare i centri storici, centri cittadini accerchiati il più delle volte dalla grande distribuzione. Le nostre città e il commercio in grande sofferenza a seguito della presenza ormai devastante della grande distribuzione. Capofila di questa iniziativa Venezia, a seguirla però anche Padova e molti comuni medio-piccoli tra il veneziano, il padovano, il vicentino, il veronese e il rodigino. Solo Venezia è stritolata da tre colossi della grande distribuzione, Lushan, Carrefour e fra poco a Marghera dal nuovo Nave de Vero. C'è un declino quasi inarrestabile che si trasforma in degrado di alcune città, proprio perché si è impoverita l'offerta commerciale, non ci sono risorse da investire, e per questo che non dobbiamo perdere questa opportunità. Da qui la proposta di un approccio integrato in grado di coordinare gli interventi sull'ambito fisico con quelli economici per poi creare un organismo ad hoc pubblico-privato in grado di governare le iniziative. Non solo potenziamento ma anche monitoraggio di quanto nei centri storici è prima di tutto recuperabile e appunto immettibile poi sul mercato con nuove forme di commercio. Insomma, una gestione unitaria coordinata del centro, esperimento che Mestre sta già facendo avvalendosi anche di un city manager. Per Mestre Centro ci sia un tavolo strategico, ci sia una governance che è fatta di una partecipazione tra pubblico e privato, si stiano implementando quelle che sono le azioni di studio del tessuto commerciale urbano.